Sì, parto, Fritz. Sono forse rimasta anche troppo. Devi scusarmi, ma... no, non puoi trattenermi. Non devi. È evidente che sarei la tua rovina. Io lo so che non sei un vile, che non hai paura della polizia, ma c'è di peggio. Non ti metteranno in campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica. Domani, dopodomani. E io lo so, tu non dirai niente, ma ti ammalerai. Io non voglio vederti bighelonare per casa a sfogliare riviste. No. Parto per puro egoismo, nient'altro. E poi non dire che non sei cambiato, perché non è vero. La settimana scorsa dicevi molto obiettivamente che la percentuale di licenziati ebrei non è poi così alta. Si comincia sempre con l'essere obiettivi. E perché mi dici solo ora che non ho mai sentito il nazionalismo ebraico come adesso? Sì, Fritz, lo sento. È un contagio. Io non ti ho detto che volevo andarmene già da tempo perché non riesco a parlare quando ti vedo, Fritz. Poi cosa serve parlare? Tanto è già stato tutto stabilito, no? Ma che cos'hanno? Che cosa vogliono? Che cosa ho fatto loro? Io non mi sono mai occupata di politica. Era per Talma. Io sono una signora della borghesia con una bella casa, dei camerieri, e cos'è? Tutto un tratto è una parte che possono recitare solo le bionde. A volte ripenso a quello che dicevi anni fa, che ci sono persone che hanno valore e persone che ne hanno meno, e che ai primi, se si ammalano di diabete, gli si dà l'insulina e agli altri no. E mi sembrava naturale. Sciocca, che non sono altro. E adesso stanno facendo una suddivisione dello stesso genere. A me mi ci mettono tra coloro che non hanno nessun valore. Se mi sta bene. Oh Fritz, cosa sta succedendo? Io posso sopportare tutto tranne questo. Che nelle ultime ore che ci restano non possiamo guardarci dritto negli occhi. Non dobbiamo dargliela, questa soddisfazione, quei bugiardi che ci costringono a mentire. Anni fa, quando ti facevano notare che non sembrava affatto che fossi ebrea, tu rispondevi: altro che. Era una cosa che mi faceva piacere. Era sincerità. E perché adesso non possiamo più essere sinceri? Perché non possiamo dirci le cose così come stanno? Ecco come stanno. Io faccio le valigie perché tu non sarai più primario, perché quelli alla clinica già ti salutano a stento e perché la notte non riesci a dormire. Io non voglio che tu mi dica che devo andarmene. Anzi, mi affretto proprio perché tu un giorno non sia costretto a dirmi che devo andarmene. Tanto è solo questione di tempo. Dura più o meno come un guanto. Ce ne sono di buoni che durano un bel pezzo, ma mai eternamente. Poi del resto non sono neanche arrabbiata. E invece sì, lo sono. E perché devo sopportare tutto questo? Cosa c'è che non va nella forma del mio naso, nel colore dei miei capelli, E io devo lasciare la casa dove sono nata e cresciuta perché quelli possono risparmiare del burro. Oh, Dio mio, ma che razza di uomini siete? Sì, anche tu, Fritz. Siete capaci di inventare la teoria dei quanta, il Trendelenburg, e poi vi fate comandare da un branco di barbari che vi ordinano di conquistare il mondo e vi impediscono di tenervi la moglie che vi siete scelta.
è ragionevole da parte mia. Ma che senso ha la ragione in un mondo del genere, eh? Tu te ne stai lì, guardi tua moglie che fa le valigie e non dici niente. Eh già, anche i muri hanno le orecchie, eh? Ma voi niente. Quindi gli uni stanno ad ascoltare e gli altri tacciono. Che schifo, che schifo. Anch'io dovrei tacere. Se chiamassi tacerei. Ma io ti amo sul serio, Fritz. Pensa a questa biancheria fine. Ne avrò bisogno. Non sono ancora vecchia, però troppo tempo per fare le prove non ne ho. Nella città dove vado non deve succedermi niente di tutto questo. Se sarò capace di trovarmi un nuovo marito devo sapermelo tenere. E non dire che mi darai dei soldi. Lo sai che non è possibile. E non aver l'aria di pensare che sia una cosa che dura per poche settimane. Lo sai benissimo che non dura poche settimane, lo sai tu e lo so anch'io. E non dire, dura poche settimane mentre mi porgi il mantello di pelliccia che sai benissimo che userò solo in inverno. E non parlarmi di disgrazia, Fritz. Parlami di scandalo.